La nostra Chiesa diocesana vive oggi un momento di particolare solennità e di festa, facendo memoria del suo patrono, San Tiziano, vescovo e confessore. Vissuto nel VII secolo, egli guidò la Chiesa di Oderzo in un tempo in cui l'invasione longobarda ne aveva spezzato l'unità geografica, mentre le controversie teologiche avevano incrinato la comunione tra Roma e molte diocesi. La generosa carità di Tiziano e la sua limpida fede fecero di lui un grande vescovo, attento alla sua gente, ma anche profondamente legato al successore dell'Apostolo Pietro nell'annuncio autentico del Vangelo. Dopo la sua morte, nel 632, venne presto venerato come santo e le sue spoglie furono traslate a Ceneda, divenuta nuova sede vescovile della diocesi. A tutt'oggi, nella cripta di questa chiesa cattedrale, sono custodite le reliquie del patrono San Tiziano, che veneriamo in questa Eucaristia. Continui egli ad intercedere ancora presso il Signore il dono dello Spirito Santo e sostenga il cammino della nostra Chiesa nella testimonianza della carità e nell'annuncio del Vangelo. Presiede il solenne pontificale Monsignor Ovidio Poletto, vescovo emerito di Concordia Pordenone, con il vescovo Corrado e il vescovo Giacinto Marcuzzo, assieme al presbiterio diocesano. Prepariamoci a vivere questa liturgia di lode, che inizia con il canto Dio ci accoglie, che troviamo nel sussidio predisposto. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Alleluia. Noi ci accostiamo a questa cena, come suoi figli Dio ci invita, mangiamo il pane della vita. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Alleluia. Che Cristo resti in mezzo a noi, nell'unità di un solo corpo, noi che mangiamo lo stesso pane. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Padre del cielo, tu ci doni il Figlio tuo, Cristo Gesù, fedele amico, gioia del cuore. Dio ci
accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Alleluia. Cristo Gesù, tu sei con noi, dono del Padre ad ogni uomo, parola eterna fatta persona. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Alleluia. Gridiam di gioia al nostro Dio, cantiam per Lui perché è buono, perché eterno è il suo amore. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Alleluia. Cristo Gesù, pastore buono, che tutti guidi verso il regno, rendici docili alla tua voce. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. A San Tiziano che invochiamo, oggi che a Lui ci rivolgiamo, lode gioiosa, gaudio perenne. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Alleluia. Volgiamo il cuore e la preghiera a chi ci è madre nel suo figlio, la benedetta Vergine Maria. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza. Alleluia. Ogni momento sia rivolto a chi ci chiama ad essere santi, Cristo Signore nostro fratello. Dio ci accoglie in casa sua, Dio ci invita alla sua festa, giorno di gioia ed allegrezza.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimo confratello Giacinto Bulos Marcuzzo, carissimi confratelli sacerdoti, diaconi, cavalieri di Malta del Santo Sepolcro, autorità civili, militari, forze dell'ordine, fratelli e sorelle tutte, consacrati e religiosi, siamo davvero lieti di avere con noi oggi Monsignor Ovidio Poletto, il nostro caro Don Ovidio, originario di questa nostra diocesi. 60 anni fa, il 6 luglio 1958, è stato ordinato prete a Cordignano. Tra quanti sono presenti c'è anche Don Guerrino, che salutiamo anche lui. Abbiamo chiesto e ottenuto, lui sempre con un po' di ritrosia, ma penso che in cuor suo sia anche contento di essere qui a celebrare nella sua diocesi originaria, dove è maturata la sua fede, la sua vocazione, il suo ministero per tanti anni, di cui sento sempre dire tanto bene, sia contento di essere qui. Noi siamo contenti e gli auguriamo davvero salute fisica, spirituale, presbiterale, episcopale. Si uniscono a noi altri vescovi che non hanno potuto essere presenti, Monsignor Alfredo Magarotto, Monsignor Eugenio Ravignani. Mi ha telefonato questa mattina anche il signor Sindaco, che è a letto influenzato e dispiaciuto di non poter essere vicino, porta il suo saluto. Ringrazio voi tutti che siete presenti e viviamo con gioia e riconoscenza verso il Signore, ma anche verso Don Ovidio, questa celebrazione. Fratelli e sorelle carissimi, all'inizio di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia in onore di San Tiziano, vescovo e confessore, riconosciamoci peccatori e invochiamo da Dio il perdono e la pace. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe eleison. Eleison.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis amus te, benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe, in gloria Dei Patris. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, che nel tuo spirito di verità e di amore hai illuminato i nostri padri con la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà al Vangelo. Con il ministero di San Tiziano Vescovo concedi alla nostra Chiesa di crescere nella conoscenza e nella lode del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snodato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni.
tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo ai popoli narrate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Annunziate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò diventare pescatori di uomini. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
La cupola qui della nostra cattedrale contiene un affresco molto bello di Pino Casarini, uno dei suoi capolavori. L'affresco illustra la traslazione del corpo di San Tiziano a Ceneda, avvenuta, secondo la tradizione, miracolosamente, sulla barca che è risalita controcorrente lungo il fiume Livenza. Nell'affresco però c'è un particolare significativo. Il santo ha gli occhi aperti. Non arriva un morto, arriva un vivo. È vivo. E da oltre 13 secoli nella barca della nostra Chiesa vittoriese è presente e veglia su di lei come patrono e protettore. Noi oggi con gioia siamo qui a sperimentare ancora una volta la confortante certezza della sua presenza. È la certezza della verità della comunione dei santi. Questa verità ce l'ha ricordata Papa Francesco nell'esortazione apostolica Gaudete et Exultate. I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami di amore e di comunione. Possiamo dire che siamo circondati, condotti e guidati dagli amici di Dio. La schiera dei santi mi protegge, mi sostiene e mi porta. Come testimoni ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a camminare verso la meta. Così Papa Francesco. Ed è un segno di grande benedizione per noi avere il privilegio di custodire con venerazione nella cripta della cattedrale le reliquie di San Tiziano. Sapere che ci sta, che qui è di casa, stabilmente. Oggi noi entriamo in dialogo con Lui, ravviviamo la nostra devozione verso di Lui, fiduciosi che la nostra preghiera sia da Lui ascoltata ed esaudita. Entriamo in dialogo un po' con San Tiziano. Entrare in dialogo con qualcuno significa anzitutto ascoltare. Penso che non forziamo le cose se riascoltiamo come se ce le dicesse lui, San Tiziano, le parole che la liturgia ci ha rivolto nella seconda lettura. Parole tratte dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo al discepolo Timoteo. Sono parole affettuose e accorate, come di un testamento spirituale. Le potremmo definire raccomandazioni solenni di un pastore ai collaboratori e ai fedeli tutti della comunità. Sono 9 verbi. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento, vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. A noi preti ricordano alcune di quelle domande che ci sono state rivolte il giorno della nostra ordinazione e alle quali allora abbiamo risposto con coraggio e con fiducia: sì, lo voglio. Ci ricordano quel predica ciò che vivi e vivi ciò che predichi. Ci ricordano la fedeltà. E analogamente ricordano la stessa fedeltà, la stessa risposta da onorare ai diaconi per il loro ministero. Io queste parole le ho ascoltate, le ascolto ripensando con gratitudine e con non poca trepidazione ai miei 60 anni di sacerdozio, al mandato ricevuto, ai compiti di responsabilità e di ministero a cui sono stato chiamato. Però queste parole sottolineano l'impegno evangelizzatore e un determinato stile evangelizzante di tutti i membri della comunità cristiana, secondo la specifica vocazione di ciascuno, perché la testimonianza e la trasmissione della fede sono legati innanzitutto alla grazia battesimale.
Tutti, fratelli e sorelle, nella Chiesa siamo discepoli missionari che si coinvolgono, che prendono l'iniziativa, che accompagnano, che fruttificano, che festeggiano. Con questi verbi Papa Francesco ci dice come dobbiamo rispondere alla nostra vocazione battesimale, oggi nella Chiesa, insieme, camminando gli uni con gli altri, sapendo che ciascuno di noi ha dei doni per gli altri. In tutti noi, fratelli e sorelle, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito, che ci spinge a vivere e a mostrare concretamente il Vangelo vissuto nella nostra vita, pur con i nostri limiti. Ognuno di noi deve sentirsi protagonista nell'impegno di evangelizzazione. Perciò ognuno di noi deve ascoltare quelle 9 parole, quei 9 verbi, evidentemente attuandoli poi come risposta secondo i propri doni e il proprio ruolo nella Chiesa. E questo senza spaventarsi, ci dice ancora San Tiziano e ci ha detto l'Apostolo Paolo, senza spaventarsi se l'evangelizzazione non cammina come vorremmo, se ci sembra di vivere magari un tempo di desertificazione. Abbiamo sentito come l'Apostolo lo prevedeva, perché stanchezze, deviazioni, divisioni, scandali, settarismi, favore in circolazione ci sono sempre stati, ci saranno e ci sono. Immagino che anche San Tiziano ci dica, ancora una volta, che ogni stagione della Chiesa lungo la storia, compresa quella vissuta da lui, non è stata esente e non sarà esente da difficoltà. Nel mondo turbolento, la barca della Chiesa ha vissuto e vive momenti difficili ed è stata investita da tempeste e uragani. Così lo scorso anno, l'ha detto esplicitamente nell'incontro del 21 dicembre scorso Papa Francesco e i membri della Curia romana. Ha vissuto e vive momenti difficili, investita da tempeste e uragani. Ma la Chiesa, dalla forza del Signore risuscitato, trova la forza per vincere con pazienza e con amore le afflizioni e le difficoltà che le vengono dal di dentro e dal di fuori. Si diventa vincenti nella vita, fratelli e sorelle, nel nostro ministero, noi preti, con la pazienza e con l'amore. Non va perduta nessuna dolorosa pazienza, nessuna generosa fatica. La pazienza non è rassegnazione, è un'altra cosa. Vuol dire sopportare le cose della vita, anche le cose non buone, anche le cose che non vogliamo. Ed è proprio questa pazienza, questa magnanimità, abbiamo ascoltato dal testo, che farà matura la nostra vita e la renderà feconda. Lo dobbiamo credere, dobbiamo esserne certi. C'è fecondità, si arriva alla maturità con la pazienza quotidiana. E con la pazienza anche l'amore. Noi oggi raffermiamo qui l'amore alla Chiesa, a questa nostra Chiesa. Amiamo la Santa Madre Chiesa e vogliamo essere motivo di gioia per lei. Permettetemi un piccolo ricordo personale. Nel 1956, alla fine del secondo anno di teologia, qui in seminario mi fu regalato il libro del grande teologo Delibach, Il volto della Chiesa. Mi ha educato a guardare il volto della Chiesa in profondità, a contemplare sempre il volto della Chiesa. E questo libro mi ha fatto sempre compagnia lungo la mia vita. Ho riletto tante volte soprattutto l'elogio della Chiesa Madre, capitolo 7, quasi una litania, soprattutto quando facevo fatica a riconoscere la logica paradossale dell'incarnazione della croce nelle situazioni
concrete della vita, quando mi pesava il troppo umano, come dice Delibac, il troppo umano della Chiesa. Però questo libro mi ha sempre sostenuto e questo sguardo alla fine mi ha condotto anche fino ad oggi qui. Sia benedetta questa grande madre, la Santa Madre Chiesa. E in questa circostanza, ringraziando il Vescovo Corrado che me ne ha dato l'opportunità, voglio ripetere il mio grazie alla Chiesa vittoriese, che come madre mi ha fatto crescere. Grazie al seminario, ai confratelli, al presbiterio, ai vescovi, alle comunità parrocchiali, a partire dalla comunità di Caneva. Ringrazio quanti sono venuti anche oggi, il signor Sindaco con il parroco e una rappresentanza della comunità delle mie origini, e poi la comunità di Santi Pietro e Paolo, dove ho avuto il privilegio per 15 anni di essere parroco. Ringrazio questa mia Madre Chiesa, questa nostra Santa Madre Chiesa. Fratelli e sorelle, ad accogliere Sant'Iziano, lassù nell'affresco, il pittore ha ritratto il popolo in preghiera, guidato dal suo vescovo. Quello è stato l'evento che segnò il punto di partenza del lungo viaggio della nostra Chiesa vittoriese. Mentre anche quest'anno facciamo memoria grata del passato, preghiamo con fede perché il nostro patrono ci ottenga di vivere uniti e concordi con passione il presente e ci ottenga di aprirci con fiducia e speranza tenace e operosa al futuro. Rispondiamo alla parola ascoltata con la professione di fede della Chiesa. Ci divideremo in 2 cori, all'intonazione risponderà subito il transetto, a seguire la navata centrale. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen Deum ine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Fratelli e sorelle carissimi, dopo aver ascoltato la parola che il Signore ci ha rivolto in questa solenne liturgia in onore di San Tiziano, nostro patrono, eleviamo a Dio le nostre preghiere unanime per la Chiesa e per il mondo intero. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro Papa Francesco, per il Vescovo Ovidio e per tutti i Vescovi, per i sacerdoti e diaconi e per i fedeli laici. Perché lo Spirito Santo sostenga l'impegno di tutti e guidi la Chiesa a una testimonianza del Vangelo fervente e coerente nella fedeltà alla volontà del Signore. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità a livello civile, militare, politico, sociale. Perché vivano il proprio compito con dedizione e onestà, specialmente nell'impegno a favore dei più deboli, di coloro che sono emarginati o di chi vive situazioni di particolare povertà. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il dono della pace. Perché l'intercessione di San Tiziano ci aiuti ad imitarne le virtù e l'impegno nell'intessere legami di comunione e di solidarietà. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Perché i giovani che si sentono chiamati dal Signore ad una scelta di consacrazione particolare abbiano la forza di una risposta pronta e generosa. Noi ti preghiamo. Sei uno di questi? Sì, Signore. Per noi qui riuniti in questa celebrazione. Perché lo Spirito Santo ci aiuti, sull'esempio del nostro Santo Patrono, a riscoprire la gioia del nostro essere figli di un Dio grande e misericordioso. Noi ti preghiamo. O Dio nostro Padre, guarda il tuo popolo che si affida a te in preghiera. Tu che un giorno ci donasti come pastore e guida il Vescovo Tiziano, continua a sostenere i nostri passi nella fede, perché sia più forte la speranza e operosa la carità, nella vigilante attesa di contemplarti, santi tra i santi, nella gioia senza fine del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Inizia ora la liturgia eucaristica, in cui la parola di Dio che abbiamo ascoltato si fa presenza in mezzo a noi nei segni del pane e del vino consacrati. È questo il cibo che alimenta la nostra fede. Accompagniamo la presentazione dei doni con il canto La Buona Novella. Ci uniamo in modo particolare nel ritornello. La buona novella è annunciata ai poveri, Iddio salva il suo popolo, alleluia. La buona novella è annunciata ai poveri, Iddio salva il suo popolo, alleluia. Venite a me, ci dice il Signore, la mia parola è vita e grazia, colui che crede in me ha la vita eterna. La buona novella è annunciata ai poveri, Iddio salva il suo popolo, alleluia. In verità sarete beati, la vostra gioia non finirà, la vostra ricompensa è già preparata. La buona novella è annunciata ai poveri, Iddio salva il suo popolo, alleluia. Seguite me e abbiate fiducia, il mio Vangelo è guida sicura,
è strada che vi porta ad essere santi. La buona novella è annunciata ai poveri, e Dio salva il suo popolo. Alleluia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Con timore e amore ci accostiamo, Padre, al tuo santo altare nel glorioso ricordo di Sant'Iziano. Accogli la nostra offerta e rendici sempre lieti nel tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nella testimonianza di fede di Sant'Iziano Vescovo, tu hai reso feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito, anche nel succedersi di gravi avvenimenti che hanno turbato il suo cammino. L'hai conservata in una costante e fedele unità, donandole un segno sicuro del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il grande esempio e la fraterna intercessione del nostro patrono ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza, e noi tutti, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Sanctus,
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Ovidio qui celebrante, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ci disponiamo all'incontro sacramentale con il Signore Gesù, morto e risorto, e presente in mezzo a noi nell'Eucaristia. La Santa Comunione, oltre che davanti all'altare, sarà distribuita anche nelle navate laterali. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino. Accompagniamo questo momento pregando insieme, con i canti di comunione che troviamo nel sussidio.
Prendi la mia vita, prendila, Signor, e la tua fiamma bruci nel mio cuore. Tutto l'esser mio vibri per me, sì mio sostegno, e divino Re. Fonte di vita, di pace e amor, a te io grido la notte e il dì, sì mio sostegno, guidami tu, dammi la vita, tu il mio solo ben. Dall'infido male guardami, Signor, vieni mia gioia e compitor di te. Se la notte oscura veglia gli occhi miei, sì la mia stella splendi innanzi a me. Fonte di vita, di pace e amor, a te mi affido la notte e il dì, sì mio sostegno, guidami tu, dammi la vita, tu il mio solo ben. Ecco che nel pane tu ti doni a noi, sei nutrimento per il nostro andar. Ecco che nel vino ci disseti ancor, pura bevanda, gioia ai nostri cuori. Fonte di vita, di pace e amor, a te mi affido la notte e il dì, sì mio sostegno, guidami tu, dammi la vita, tu il mio solo ben. Quando, Signore, giunto a te sarò, nella tua gioia io risplenderò, insieme ai santi puri di cuore, per non lasciarti mio eterno amor. Fonte di vita, di pace e amor, a te io grido la notte e il dì, sì mio sostegno, guidami tu, dammi la vita, tu il mio solo ben.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito di Cristo pane vivo, fa che seguendo l'esempio di San Tiziano ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione conclusiva e della processione e devozione a San Tiziano in cripta, permettetemi 2 piccoli interventi. Anzitutto il primo: salendo al castello, proprio prima di entrare, il castello vescovile, prima di entrare nel portone, a sinistra c'è un crocifisso, un bel crocifisso. Non è molto antico perché ha sostituito uno che è stato oggetto di atti vandalici parecchi anni fa. E nella targhetta che c'è, l'ho fotografata questa mattina, è scritto così: il vescovo Monsignor Ovidio Poletto, prima di partire per la sua diocesi di Concordia Pordenone, ha lasciato questa icona del crocifisso come invito alla preghiera e ricordo. Vittorio Veneto, 1 dicembre 2000, anno del grande giubileo. Purtroppo il crocifisso all'intemperie è abbastanza rovinato. La scritta continua: la comunità di Caneva, con il suo arciprete Don Alberto Botteon, in occasione del 60° di ordinazione sacerdotale e del 18° di ordinazione episcopale di Monsignor Poletto, offre con riconoscenza e affetto il restauro del crocifisso e della croce stazionale. Ringraziamo davvero la comunità di Caneva che anche a nome della diocesi fa questa offerta per il 60° e resterà scritto per la storia. Ecco il primo. Ecco, seconda cosa che mi pareva giusto dire, visto che siamo in clima di famiglia. Avete visto che ho ricevuto un incarico a livello della Chiesa italiana. La settimana scorsa Monsignor Russo, segretario generale, mi ha telefonato dicendomi che a norma di regolamento, essendo il più vecchio di età della Commissione Episcopale per la Carità e la Salute, avrei dovuto prendere il posto di Monsignor Montenegro, vescovo cardinale di Agrigento, che ha dato le dimissioni. Io ho fatto osservare che non ero il più vecchio, ma mi ha detto che il più vecchio, il vescovo di Orvieto, non stava bene, aveva salute precaria. Io purtroppo non avevo questa scusa e ho dovuto accettare. E ad interim fino così mi ha assicurato ad interim fino a maggio. Purtroppo Ennio Flaiano diceva che in Italia non c'è nulla più definitivo del provvisorio. Ecco, speriamo che non si realizzi. Ad ogni modo, ecco, io vi ringrazio, tante persone mi hanno espresso la loro vicinanza e mi hanno assicurato la preghiera. Ecco, io faccio conto su questa preghiera e mi auguro che questo incarico non penalizzi il mio servizio qui in diocesi. Auguriamoci e invochiamo l'intercessione di San Tiziano. Rinnovo il mio grazie a tutti voi, non mi aspettavo anche una partecipazione così numerosa. Vi chiedo una preghiera, magari un'Ave Maria, perché quel compi il tuo ministero, per me vuol dire porta a compimento, anche in tempi accelerati, il tuo ministero, perché sì, gli anni sono quelli che sono. Ma finché il Signore vuole di dire sono qua. E andiamo avanti sempre in unitate spiritus. Questo auguro a tutti, di far sì che ci sia questo legame profondo della fede, questo legame dello Spirito Santo che ci fa sentire tutti volentieri insieme dentro quest'unica famiglia, che è la Santa Chiesa di Dio, la Santa Chiesa di Dio di Vittorio Veneto. Auguri a tutti. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la festa di San Tiziano, patrono di questa Chiesa diocesana, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Tiziano e in tutti i santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen.
e lo Spirito Santo che nel Vescovo Tiziano ci ha offerto un coraggioso testimone della fede e un sublime esempio di carità fraterna, vi renda capaci di vivere nella fedeltà al Vangelo per una vita santa. E per intercessione del Vescovo San Tiziano vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Tra qualche istante vivremo il nostro atto di venerazione a San Tiziano, di cui onoreremo le reliquie. Siamo tutti invitati poi ad unirci alla processione verso la cripta, dove si concluderà la celebrazione eucaristica con l'ordine seguente: croce, cavalieri del Sovrano Ordine di Malta, membri dell'Ordine Equeste del Santo Sepolcro, diaconi, presbiteri, l'insigne reliquia di San Tiziano, i vescovi, le autorità e tutti coloro che vorranno unirsi. Ci uniamo ora nel ritornello Padre e Maestro e nei canti successivi riportati alla fine del sussidio. Padre Maestro e buon Pastore, o San Tiziano, fosti tra noi, guida e proteggi questa famiglia che ti invoca e s'affida a te. La tua Chiesa, o Dio, esalta la sapienza dei santi e proclama in eterno le tue lodi. Padre Maestro e buon Pastore, o San Tiziano, fosti tra noi, guida e proteggi questa famiglia che ti invoca e s'affida a te. Voi siete la luce nel Signore, splenda la vostra luce davanti agli uomini e rendano gloria al Dio della vita. Padre Maestro e buon Pastore, o San Tiziano, fosti tra noi, guida e proteggi questa famiglia che ti invoca e s'affida a te. O glorioso San Tiziano, nostro patrono, ottieni alla nostra Chiesa di credere alla possibilità della santità e donaci la letizia e il coraggio di vivere le beatitudini del Vangelo nella vita di ogni giorno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O glorioso San Tiziano, pastore buono e forte, ti preghiamo per i sacerdoti della nostra Chiesa, perché insieme con il Vescovo Corrado, tuo successore, diano testimonianza di vera comunione e con il loro servizio pastorale edifichino la comunità ecclesiale nella gioia dell'unità. Gloria al Padre, al Figlio, nei secoli dei secoli. O glorioso San Tiziano, uomo di comunione e di pace,
Ti preghiamo per la pace nel mondo, una pace che sia frutto dell'intima unione di Dio con gli uomini nell'amore e degli uomini tra loro nella fraternità e nella concordia. Gloria al Iste confessor Domini colentes, quem pie laudat populi per orbe, ac die electus meruit supremos, laudis honores. Vipius prudes, humilis pudicus, sobriam duxit sine labe vitam, donecum annos anima vita aure, Spiritus Sanctus, cuius ob prestans meritum frequente, egraque passim iaco remembra, viribus morbi domitis salute, restituntur. Noster incille chorus obsequente, concinit laudem celebresque palmas, ut bis eius precibus juvemur, omne perevum. Sit salus ille, decus atque virtus, qui super celi solio coruscans, totius mundi seriem gubernat, Trinus et unum. Amen.
Sì, sono giù, sono sotto. Sono sotto, sì. Guarda, o Signore, la tua famiglia che il Vescovo Sant'Iziano generò con la parola di verità e con il sacramento della vita. Tu che ci hai dato con il suo ministero il primo germe della fede, per la sua intercessione comunica a noi la pienezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Missa est. Gratias. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Il Signor nostro Dio, che tutti servite, con canti di gioia lodiatelo per sempre. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Tutto il mondo adori e lodi il nostro Dio, egli ci dia pace, concordia e vero amor. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Ogni cuore sia colmo di gioia perenne, poiché in noi dimora il Redentor. Jubilate Deo, cantate Domino, jubilate Deo, cantate Domino. Con la vita cantiamo all'eterno Signore, al Dio Trino ed Uno, infinita carità. Jubilate